ritrovati a Edicola Friuli. Oggi siamo a Martignacco in via Vittorio Veneto all'edicola Universo, gestita da Oscar e Adina. Un'edicola che, come vi racconteranno i titolari, è uno stabile un po' datato che presto subirà una interessante ristrutturazione per ripresentarsi poi ai propri clienti a settembre in veste completamente rinnovata. Con Adina e Oscar commenteremo proprio le inchieste pubblicate questa settimana dal Friuli. In particolare si parla di case da rimodernare, quindi diciamo che più che mai siamo a tema, ma si parla anche di turismo, turisti a Bibbione, in particolare stranieri, tanti spettacoli, musica che accendono l'estate friulana, e poi il focus naturalmente su Martignacco, uno dei comuni più interessato dalla crescita del commercio, in particolare da alcuni snodi cruciali, tra cui il centro commerciale Città Fiera e poi il rinnovo dell'area della fiera di Udine. Andiamo! Siamo qui con Oscar De Giglio, che da 10 anni circa è il titolare di questa edicola, un'edicola che è praticamente nel cuore del paese, in una zona molto bella, anche interessata dal mercato, quindi c'è la chiesa, molto vitale. Com'è, ho già anche detto che è un'edicola che insomma noi oggi vediamo così, ma che da settembre cambierà un po' volto, ma di questo ne parliamo dopo. Okay. Proprio con Edicola Friuli abbiamo conosciuto tanti vostri colleghi che hanno attività appunto da anni, magari gestite in precedenza da famiglie, quindi anche con una storia importante alle spalle, e proprio il ruolo dell'edicola, nonostante cambino i tempi, gli usi, i costumi, come dice lei, i centri commerciali alle porte della città, tutto sommato rimangono sempre dei punti di riferimento proprio anche per conoscere la comunità e fare da collante. Certo, questo sì, cerchiamo di avere persone dove possono venire anche per poter anche parlare insieme a noi, per avere un colloquio, perché almeno diamo un po' di animo, in senso vogliono anche discutere dei problemi, vogliono anche parlare anche della famiglia, stare un po' con noi anche. Insomma, si fa davvero comunità. Certo, un po' di comunità che in altri posti dove tu passi, prendi la roba e ciao. Senta, nella inchiesta invece di copertina parliamo di catapecchie, in senso ovviamente un po' provocatorio, però sono davvero tanti gli stabili, circa il 40% in Friuli Venezia Giulia, che sono o disabitati o comunque non viene eseguita manutenzione, il degrado insomma regna sovrano. Proprio siamo a tema perché voi ovviamente questo non è l'edificio degradato, però avete deciso di investire e di trasformare la vostra edicola in un negozio moderno, più attrezzato. Questo negozio ha più di 50 anni, di quello che mi hanno detto, perché era la gestione prima, noi l'abbiamo rilevata 10 anni fa, è sempre stata così, è già tra virgolette moderna 10 anni fa. Adesso vogliamo cercare di portare una nuova impronta nostra, mia e della mia compagna, e quindi con un bel figlio, scusi, e quindi di dare un'impronta nostra, e cercheremo di fare l'impossibile perché la gente arrivi e ci dia, come si può dire, la spinta di andare avanti ancora di più. A settembre cerchiamo di rinnovare il più possibile, avere più merce possibile, cercare di avere un po' di tutto nel paese. Questa settimana la mia collega Maria Ludovica Scinco ha realizzato un'inchiesta proprio su Martignacco, e sono 3 diciamo i grandi snodi futuri. A breve si saprà chi prenderà in carico l'opera di rinnovo, ristrutturazione dell'ente fiera, poi il centro commerciale Città Fiera che si amplierà ancora, e poi l'orto botanico. È un comune anche che tende a voler valorizzare quelle che sono le sue realtà. Certo, anche con il sindaco abbiamo parlato circa un mese e mezzo fa, che ha intenzione anche di poter in centro mettere qualche parcheggio davanti al bar, davanti al tabacchino, per poter anche la gente poter stare 5 minuti a bere un caffè oppure prendere il giornale senza prendere la multa. La piazza di Martignacco, secondo il mio punto di vista, può dare molto di più di quello che ha adesso.
quando ci sono le fiere o le partite, insomma, la viabilità, specie sulla provinciale, diventa abbastanza invasiva, specie per i residenti, visto che la via Cividina, specie nella zona Torreano, Ceresetto, Martignaco, praticamente divide in due il paese e la zona è molto trafficata. Dovrebbero un po', il comune ha fatto abbastanza, negli anni qualsiasi sindaco, mentre la provincia, diciamo che insomma, proprio su questa strada qua, che è provinciale, non è che si sia impegnata più di tanto. Chiaramente poi c'è anche la via nazionale che insomma porta via molto traffico, però chi scende da Fagagna a San Daniele chiaramente passa di qua. Sì, c'è un po' di traffico in più, ma comunque è sopportabile, ecco, diciamo. Preferisce, diciamo, la dimensione più tranquilla. Come qua. L'obiettivo proprio di Oscar e di Adina è anche quello di restituire un po' al paese anche una realtà. È giusto, come era anche prima dei grandi centri, ecco. Comunque sì, io sono felice. Senta, sul settimanale di questo numero del settimanale parla anche di ristrutturazioni e di case e insomma sono tante le case sfitte in regione. Vendita. Però non si vendono e rimangono lì vittime dell'incuria del tempo. Lo stato di tutto quello che è, trappettasse ragazza. Non in centro, ma in gran parte in periferia ce ne sono tantissime e anche un valore storico, cioè delle posizioni dei borghi, così, però la gente non vuole metterci mani perché costa più che no buttarla giù e fare una norma. Siccome che non si può buttare giù perché sono delle zone particolari, allora è un costo eccessivo, allora lasciamo stare così. Andando con Edicola Friuli appunto nei paesi si nota che in realtà i borghi sono stati ristrutturati, cioè insomma una cura. Alcuni sì, chi ha avuto la possibilità di avere, cioè che gli piace il posto, non gli interessa se costa di più o di meno, perché dove è nato, dove vuole invecchiare lì, viverci, però i comuni tutti dovrebbero incentivare chi ristruttura la casa. Allora si rimettono a posto perché ci sono tanti appartamenti vuoti. Il mercato non è in un momento dei migliori. Adesso si sta muovendo un po' di più perché di parte si nota in giro, si vede anche nelle strade principali che c'è molto movimento, non solo di macchine ma dei camion, allora vuol dire che l'economia è tornata a partire. Esattamente, l'obiettivo sarebbe proprio quello, no? Di fermare le costruzioni nuove ma di muovere l'economia con le ristrutturazioni. Si vede, se va nei supermercati, qualsiasi posto è sempre pieno, non dico che sono tutti a fare la spesa, ma però vuol dire che e si vede che entrano nei negozi, però entrano, allora vuol dire che i soldi cominciano a rigirare, perché tempo addietro c'è stata quella famosa crisi, perché la gente si è tenuta ai soldi, li ha tenuti fermi onde evitare cose più gravi, perché sai, il mondo gira velocemente, da un giorno all'altro cambia tutto, non si può programmare per una settimana o un mese, niente. Oggi devi pensare che domani può cambiare tutto. Adina è il braccio destro di Oscar e insomma anche tu vi siete conosciuti e insomma avete fatto famiglia, tu vieni però dalla Romania, come ti trovi qui a Martignacco? Benissimo, molto bene, praticamente più o meno come a casa mia, è sempre un paesino così vicino alla città grande, dove c'è purtroppo meno lavoro che in città, però più o meno è sempre così, la gente che è sempre unita, che parlano, che anche se da un po' di tempo la gente è un po' ritirata, in senso che non si confidano tanto, non si dicono più i problemi, non parlano più non stanno più al bar a giocare a carte, a fare come una volta, sono un po', diciamo, ognuno per conto suo, però quando vengono qua ci parlano, si sfogano, sono contenti di vederci, ridono, ogni tanto stanno anche a chiacchierare, a bere un caffè, è bello e mi ricorda un po' casa mia. Ed eccoci qui dietro il bancone, realizzo un sogno, stare dietro il balcone, che ringraziamo Oscar e Adina per l'accoglienza e per averci ospitato. Grazie e ci vediamo a settembre col nuovo negozio. Certo. Speriamo bene.
Andrà sicuramente benissimo. Grazie, E invece siete facciamo, grazie a voi dell'ospitalità, facciamo un saluto invece anche in rumeno, perché sono tantissimi i rumeni che abitano ormai in Friuli, sono friulani d'adozione. Quindi come si dice ciao? Bună ziua, salut a tutti voi in Romania. Buongiorno, bună ziua mama, bună ziua papi. Vă salut și ne vedem în curând. Ne dor de voi și vă iubim. La revedere! Insomma, qualcosa col friulano c'è. Qualcosa La si... lingua latina però è un po' complicata se parli veloce, però... Però qualcosa si capisce. Lui da tanti anni che non sa una parola, perciò... Ha tempo per imparare. Lui ancora... Ecco, vedi. Allora, tanti saluti anche in Romania e ovviamente grazie a tutti gli spettatori di Telefriuli per essere stati con noi. L'appuntamento con Edicola Friuli è per venerdì prossimo a Gemona, dove andremo a conoscere un altro edicolante. Ciao!